San Pietroburgo, la Venezia del Nord, contro le alluvioni e l'acqua alta, è protetta da un sistema di dighe. In Albania, dopo il terremoto, la magistratura ha arrestato 17 ingegneri e costruttori per i vizi strutturali degli edifici crollati. Vecchi pregiudizi e nuovi conflitti stanno rinfocolando il sentimento antisemita in Austria. Un romanzo tra mito e verità storica ripropone il racconto della latitanza di Stalin a Venezia. In una Lubiana avvolta nelle atmosfere natalizie, il violoncellista pop Luka Šuljić si racconta ai microfoni di Est-Ovest. Вот надвигается нагонная волна. Quando la marea ci minaccia, bisogna chiudere le porte per difendere San Pietroburgo. Di solito i due bracci sono all'asciutto. Vengono sollevati nell'acqua solo quando chiudiamo la diga. Il cancello si apre, si allagano le celle laterali e le due porte si avvicinano fino a fondersi al centro del canale, come due sottomarini. Dal modellino alla realtà. Eccolo, il Mose russo. Ci hanno messo 32 anni a costruirlo. Una barriera di 11 dighe, 6 chiuse e 2 canali che taglia il Golfo di Finlandia e protegge San Pietroburgo dal rischio inondazioni. La seconda città russa, 5 milioni di abitanti, la Venezia del Nord. L'ha inaugurata Putin 8 anni fa, questa è la sua città natale, costata in tutto quasi 4 miliardi di dollari. Qui ci troviamo nel centro di controllo. Questo è il canale di navigazione principale. Da qui passano le spedizioni marittime per San Pietroburgo. Di là a ovest c'è il Mar Baltico e da quest'altra parte c'è la baia del fiume Niva. La diga misura 25 chilometri e impedisce alle tempeste che provengono dal Baltico di raggiungere la città. San Pietroburgo è uno dei porti più trafficati di Russia, è una città turistica. Il centro storico con l'Ermitage, il Palazzo d'Inverno, i suoi canali, patrimonio UNESCO. La capitale degli zar, poi di Lenin, la rivoluzione d'ottobre. Fu fondata nel 1703 da Pietro il Grande, là dove c'era una palude, un sogno impossibile e ardito, una finestra sull'Europa. Nella sua storia ha sempre sofferto di inondazioni. Nel 1824 l'acqua alta sommerse completamente l'isola Vasilievskij, il quartiere di Petrogradskaya, e arrivò fino in centro. Ci furono centinaia di vittime. Si tornò a discutere di come prevenire queste catastrofi. Fu indetto un concorso e un ingegnere francese per la prima volta stabilì le cause delle inondazioni che colpivano Pietroburgo e propose di costruire un sistema di difesa che, bene o male, segue la stessa traccia di quello di oggi. All'epoca c'erano più inondazioni? No, oggi sono in aumento. Se in 308 anni di storia di San Pietroburgo si era verificata un'alluvione ogni anno, adesso, in 8 anni di diga, l'abbiamo chiusa 18 volte, 3 solo quest'anno. I lavori cominciano nel 1979, l'epoca di Brezhnev, ma col crollo dell'Unione Sovietica si interrompono. Gli ambientalisti hanno a lungo protestato contro il progetto, i rischi per l'ecosistema. A riavviarlo negli anni 2000 è proprio Putin. La metà dei fondi arriva dalla Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo, le ditte costruttrici russe, inglesi, olandesi e tedesche. La diga ha anche unito ciò che prima era diviso. Ora c'è un'autostrada che passa sopra il tracciato e collega le due sponde della baia e l'isola di Kotlin alla terraferma. Sotto il canale la strada diventa un tunnel che non si ferma mai. L'allerta per noi scatta quando l'acqua alta raggiunge 1,60 m. Vedete qui, nel 1924 superò i 3,50 m e per 8 ore Leningrado rimase sott'acqua con danni colossali anche alle opere d'arte. La maggior parte dei russi non crede ai cambiamenti climatici. Per qualcuno Greta è un complotto occidentale, anche Putin li snobba, ma qui a San Pietroburgo sono un problema serio, perché finora la diga ha funzionato, ma con l'innalzamento degli oceani previsto dagli scienziati potrebbe non bastare più. Комплекс, в принципе, рассчитан на наводнение с уровнем подъема воды до 5 метров 40 сантиметров. Il nostro sistema è calcolato per proteggerci da onde fino a 5,40 metri. Se in futuro dovesse crescere il livello della baia, allora dovremo modificarla radicalmente. Принимает сток реки Невы.
Un secondo terremoto, questa volta giudiziario, con i primi arresti a 3 settimane dal sisma che ha colpito l'Albania. La procura di Durazzo è al lavoro, nuovi fermi arresti potrebbero seguire, varie le accuse contestate dall'abuso d'ufficio all'omicidio legate ad irregolarità nella costruzione degli edifici crollati a Durazzo, 23 i morti, coinvolti imprenditori edili, funzionari delle amministrazioni locali e tecnici. Indagini avviate anche a Tirana e Tumane, dove sono morti in 26 nel crollo di 2 palazzi, portando a 51 il numero delle vittime. I danni sono distribuiti in più città e a macchia di leopardo, non esiste una zona rossa, mentre non tutti gli stabili danneggiati sono vecchi edifici. Chiediamo alla magistratura indagini approfondite che controllino la tecnica di costruzione, eventuali abusi edilizi e l'operato di tutte le figure coinvolte, da chi ha rilasciato i permessi al progettista, al costruttore. Senza dubbio è il caso di procedere con queste verifiche. A sera a Durazzo, quando brillano le luci natalizie, il terremoto è un po' più lontano. È la luce del giorno a mostrare le crepe nei muri, i mattoni per strada, il vuoto dove sorgevano gli alberghi. A quasi un mese da un 26 novembre che negli anni a venire sarà segnato a lutto, la gente ancora non sa cosa potrà riservare il giorno successivo. Guarda estranei entrare in casa propria per rompere, asportare, divellere, e lo sciame sismico non si è mai interrotto, la terra continua a tremare. Bisogna vedere dall'interno perché da fuori non si vede tanto. E cosa c'è dentro? Tutto, un macello. Un macello è una cosa indescrivibile. Noi aspettiamo che deve fare il governo, noi siamo nelle mani di loro. Fuori, per le tende, non abbiamo avuto niente da nessuno, neanche un tè caldo. Fuori dagli uffici comunali tante persone in coda, stanche e nervose, chiedono verifiche tecniche e aiuto. È andato tutto distrutto, muri, mobili, tutto. Le aziende hanno subito danni minori, anche se i capannoni sono comunque semideserti. Quando si lavora a pieno regime, quanti operai possono essere qui? 20 e ora? Ragazze. Adesso siamo malapena 3. Perché? Perché gli operai stanno rifacendo i danni che ha fatto il terremoto, stanno aggiustando tutte le pareti e i muri, c'è un polvere da non infinire, un caos che non ce la fanno le ragazze a lavorare. Ora siamo in una fase di inizio di normalizzazione. Serve molta cautela, in modo che al più presto possa cominciare la fase di recupero delle conseguenze di questo devastante terremoto. Pochi giorni fa il governo ha istituito un nuovo ministero che si occuperà esclusivamente di coordinare il lavoro di tutte le istituzioni locali e internazionali nell'ambito del programma della ricostruzione. I cittadini croati oggi sono chiamati alle urne per il primo turno delle elezioni presidenziali. 11 i candidati che vediamo impegnati nel confronto trasmesso dalla televisione pubblica croata. Secondo i sondaggi, solo 3 hanno reali possibilità per accedere al ballottaggio. Favorita la presidente uscente Kolinda Grabar-Kitarovic, candidata dalla HDZ, il partito conservatore, al governo. Poi l'ex premier socialdemocratico Zoran Milanovic ed infine il possibile outsider, il candidato della destra sovranista, il cantante Miroslav Škoro. L'eventuale ballottaggio è previsto per il 5 gennaio. Pochi a Vienna conoscono il cimitero ebraico nel quartiere di Währing e nessuno lo conosce bene come il signor Wolf Erich, un volontario che se ne prende cura da anni. Le tombe, racconta, erano fino a 9.000 in origine, reperti della storia della comunità israelitica che contribuì a far grande Vienna e che Vienna ha ripagato con la persecuzione e l'oblio. Il popolo della Stella di David continua a sentirsi minacciato. Stando all'ultimo rapporto sull'antisemitismo dell'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali, il 28% dei 16.000 intervistati ha subito offese o aggressioni e il 38% prende in considerazione l'idea di emigrare.
Pregiudizi, minacce, incitamenti all'odio e alla violenza contro persone e simboli ebraici sono all'ordine del giorno a Vienna e nel resto dell'Austria. Sì, è vero, siamo minacciati qui, ma abbiamo imparato a convivere con questa situazione. Protetta dalla polizia, la sinagoga della comunità israelitica è l'unica sopravvissuta alle devastazioni della notte tra il 9 e il 10 novembre del 1938. Del quartiere ebraico intorno alla Judengasse resta poco. Un secolo fa si contavano circa 200.000 ebrei a Vienna. Oggi, tra praticanti e non, si arriva a 15.000. Il monumento dove sorgeva la sede della Gestapo ricorda che furono 65.000 gli ebrei deportati da Vienna, ma l'antisemitismo non è solo un fenomeno europeo. Non dobbiamo dimenticare che esiste anche un antisemitismo di radice islamica, che viene sostenuto anche da molte persone di sinistra, oltre che da certi ambienti musulmani. E poi c'è l'influenza del leader turco Erdogan, che si fa sentire tra la numerosa comunità turca in Austria. Altro luogo della Vienna ebraica è la Scala dedicata a Theodor Herzl, il fondatore alla fine dell'Ottocento del movimento sionista per la costituzione di uno Stato nazionale in Palestina. Lo scrittore riteneva fallito ogni tentativo di integrazione in Austria come altrove. Per convivere in pace tra religioni diverse occorre impegno, dice Oscar Deutsch. Giusto ricordare l'Olocausto, ma va fatto anche altro. Bisognerebbe divulgare l'ebraismo, ricordando l'enorme contributo che esso ha dato alla cultura europea prima della guerra e anche dopo la Shoah. La seconda metà dell'Ottocento, grazie al governo liberale di Francesco Giuseppe, è stata l'epoca forse più fortunata della Vienna ebraica. Da questo palazzo la famiglia Efrussi controllava il commercio di grano tra Odessa e l'Europa. La tomba di Karl Joachim Efrussi, fondatore di una delle dinastie più ricche dell'Austria, è al cimitero di Währing, dimenticata come le altre del cimitero dimenticato. Tra molte difficoltà, un'iniziativa di privati cittadini sta cercando di salvarlo dal degrado e di salvare dall'oblio la storia che racconta. Il cimitero ora è chiuso perché c'è il pericolo che cadano rami o alberi o che si apra una buca nel terreno. Va messo in sicurezza, dopodiché lo si può aprire ai visitatori. Il campus Lauder Shabbat, una scuola privata dalle elementari alle superiori, una scuola blindata. Non ci si stupisce neanche più che i giovani ebrei debbano studiare protetti da sbarre e cancelli. È la normalizzazione dell'antisemitismo a Vienna come altrove in Europa. È vero, no falso, probabile, realtà. Questo è L'acqua alta e i denti del lupo, libro d'esordio di Emanuele Termini. È la storia di un personaggio che ha creato il secolo breve, la storia di un rivoluzionario georgiano, Iosif Djugasvili. Koba è il suo nome cospirativo all'epoca del racconto, poi Lenin gli diede un altro nome che però l'autore non usa fino all'ultima pagina del romanzo. Il libro è il racconto del viaggio nel 1907 del rivoluzionario Koba da Odessa, nascosto nella sala macchine di un vapore, fino ad Ancona, poi a Venezia, nascosto sull'isola degli Armeni per incontrare Lenin in Germania. Verità o leggenda? Una storia vera, una storia realmente accaduta, divisa in due parti. Per metà è ambientata nei primi del Novecento, quindi 100 anni fa, e per l'altra metà è ambientata ora, attualmente. Nei capitoli dispari ci sono io che vi racconto la storia mia e di questa mia ricerca, e nei capitoli pari invece troverete la storia di Iosif e quello che ha fatto per raggiungere Odessa, da Odessa, San Lazzaro degli Armeni e poi Berlino. L'acqua alta, i denti del lupo è però anche il racconto di Bepi Dal Giazzo, Giuseppe Daiaci, come i veneziani chiamavano il leader del comunismo mondiale, e della sua latitanza in laguna, un soggiorno, ovvero presunto, che ha intrigato anche la fantasia di Ugo Pratt, tanto che Bepi Del Giazzo lo ritroviamo anche in un'avventura di Corto Maltese. Bepi Del Giazzo è una locuzione che si usa a Venezia, in laguna veneta principalmente, ma anche in altre parti d'Italia. Indica Iosif, Giuseppe, che viene
viene dal ghiaccio e quindi che viene da una zona molto fredda del mondo, e quindi sta a indicare un uomo che viene dal freddo, ma non un uomo qualunque, un uomo molto molto importante, quello che diventerà con un nuovo nome uno degli uomini più importanti del mondo. Lenin. Secondo la leggenda, l'allora 29enne Iosif Vissarionovich Jughasvili fu nascosto dai mechitaristi del monastero di San Lazzaro degli Armeni. I monaci mechitaristi di San Lazzaro degli Armeni conoscevano questa storia, la conoscevano perché veniva tramandata da ormai un centinaio d'anni. Ho faticato un po' a trovare le informazioni, le informazioni che si riescono a reperire in merito a questa che era trattata come una leggenda molto tempo fa. Ora invece i monaci la conoscono, ora ne parlano. Il romanzo è un omaggio a Venezia e ai suoi misteri, un omaggio al monastero di San Lazzaro, un luogo fondativo della cultura armena contemporanea che purtroppo ha subito danni gravi per le recenti inondazioni. La superstar del violoncello, lo sloveno Luka Šulić, torna alle radici classiche, mette in pausa l'anima rock e dopo aver conquistato mezzo mondo con i Tucellos, in duetto con Stefan Hauser, si lancia in un'avventura virtuosa, l'esecuzione delle 4 stagioni di Vivaldi, scritte originariamente per il violino. Prva plošča v zgodovini glasbe. L'album è il primo arrangiamento per il violoncello della storia della musica, una sfida che definirei tecnicamente coraggiosa, finora nessuno l'aveva mai tentata. Sono molto soddisfatto del risultato, anche perché ho avuto l'opportunità di essere accompagnato dagli archi dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma, una delle migliori orchestre in Italia e al mondo. Se dovessi spiegare che cosa significa eseguire al violoncello le 4 stagioni a qualcuno che non si intende di musica, direi che è come giocare a calcio con gli scarponi da sci. Il violoncello è uno strumento molto più basso, non ha la nota più alta del violino, che è un Mi. Ci ho messo 2 anni per trovare il modo di eseguirle più brillantemente possibile. Il risultato è molto apprezzato dal pubblico. I concerti del tour partito da Trieste fanno continui sold out. Il tour sta andando benissimo. All'ultimo concerto a Milano abbiamo fatto il tutto esaurito. C'era un pubblico eccezionale, pieno di temperamento, emozioni, passione. Le prossime date saranno a Zagabria, Belgrado, Bucarest e poi andremo anche in Giappone. Luca ride quando gli chiediamo se non si ferma mai, ci risponde di non aver scelta. Ho 32 anni e mi sento in ottima forma per affrontare come un giocoliere la mia carriera e la vita familiare. Non è facile, ma se non lo faccio ora, quando? Tako med snemanjem mojega zadnjega albuma, prvega solo albuma. Durante la registrazione dell'album è nata mia figlia, che ora ha 6 mesi, alla quale ho dedicato il disco. A casa ho un altro bambino di 2 anni, ci si diverte molto, c'è tanta musica e tanti pannolini. Ma ti manca il rock and roll? La musica classica mi mancava e me la sto godendo. Ogni tanto avrei voglia di un po' di adrenalina da grande concerto da stadio, ma la classica convive nella mia anima con la bestia del rock and roll che prima o poi si farà sentire. Per ora queste 2 anime stanno ancora lottando. Chi vincerà la sfida? Non lo so, il risultato è ancora incerto. La musica di Vivaldi ha riportato Luka Šulić a casa nella sua Slovenia. A Lubiana è stato ospite d'onore di un grande concerto di Natale. Za praznike se vedno počutim super, sploh pomaž. È bello tornare a casa e passare le feste con i miei cari. Per me dicembre è il mese in cui si sta insieme e si crea musica in famiglia. È il periodo più magico dell'anno.